Vendevano all'ingrosso patate arrivate dalla Francia e coltivate in Africa e pistacchi provenienti dall'Iran, ma spacciando entrambi i prodotti alimentari per siciliani. La frode è stata scoperta questa mattina dagli uomini del Corpo Forestale della Sicilia, che ha eseguito un blitz nei mercati ortofrutticoli di Palermo e Catania. I prodotti agroalimentari sono stati sequestrati e i proprietari verranno denunciati per frode alimentare. Oltre 50 agenti del Corpo Forestale sono intervenuti all'alba per esaminare la tracciabilità dei prodotti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, come hanno spiegato in conferenza stampa il comandante del Corpo Forestale Rosaria Barresi, dirigente dell'assessorato agricoltura. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il governatore siciliano Lombardo. I risultati purtroppo confermano. Ha detto che in mancanza di controlli alla frontiera questi prodotti arrivano nei nostri mercati, intaccando anche le tasche dei nostri agricoltori e commercianti. O abroghiamo le regole, e non sarebbe il caso perché ne va di mezzo la nostra salute, oppure difendiamo i nostri prodotti da una concorrenza sleale che peraltro farebbe sì che ne avrebbe nocumento la nostra salute. Io non credo che ci siano molte alternative. L'Europa non può aprire quindi ad una concorrenza, ad una commercializzazione libera, liberalizzazione dei commerci rispetto a quei paesi che sappiamo appunto come producono e come mettono sul mercato questi benedetti prodotti agricoli. Dopodiché, se il nostro governo non si impone, i nostri parlamentari non rinviano e poi ragionando spiegano perché questo è impossibile, abbiamo voglia di aumentare qua, di bloccare la Serit, di lamentarci perché nei nostri supermercati arrivano, poi arriverebbero legittimamente. Stamattina è positivo questo fatto, era una delle richieste che gli agricoltori ci facevano, controlli sulla tracciabilità, dalle patate alla frutta secca, ai pistacchi ad esempio. Abbiamo visto che nonostante venissero definiti come di produzione italiana, provenivano da altri paesi anche extracomunitari, saranno denunziati questi casi, gli operatori che si sono resi responsabili di questa illegittimità, ma quando dovessero arrivare legittimamente questi prodotti non avremmo come fronteggiare questa concorrenza micidiale per la nostra agricoltura che già è in ginocchio.